Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stato inaugurato oggi il centro vaccinale di Udine. Nell'occasione il presidente della regione Fedriga ha sottolineato come sia grazie alla regione che la campagna vaccinale sta andando avanti. Metterci sul banco degli imputati, ha detto, è umiliante e suona come uno scaricabarile. È stato inaugurato questa mattina al padiglione 8 di Udine Gorizia Fiere il centro vaccinale di Udine, alla presenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga e del vice con delega alla salute Riccardo Riccardi. Moltissime le persone in coda per la somministrazione del siero. Questo, ha detto il governatore Fedriga, è il simbolo dell'impegno che non solo il Friuli Venezia Giulia, ma tutte le regioni stanno mettendo per portare avanti la campagna vaccinale. È sulle nostre gambe che si va avanti. Il presidente ha sottolineato il tema del personale impiegato per le somministrazioni. Attualmente, ha spiegato, si tratta di professionisti della regione. Siamo in attesa che arrivino 300 unità di personale aggiuntivo previsti a livello nazionale. Ciò che viene garantito da Roma, ha precisato Fedriga, è la fornitura dei vaccini, sempre che arrivino. In questi giorni ho sentito molte polemiche. Mettere sul banco degli imputati le regioni mi pare un'operazione da scaricabarile. È un'umiliazione, ha aggiunto il presidente, per tutto il personale che nei territori sta lavorando con grandi sforzi e tra mille difficoltà. Se avessimo dovuto aspettare determinazioni da Roma, probabilmente saremmo ancora qui ad aspettare e a capire come iniziare. Sul fatto che oggi potrebbero arrivare dalla capitale nuove indicazioni sulle restrizioni da mettere in atto a contrasto della pandemia, Fedriga ha detto di sperare che non siano prese decisioni prima del confronto con la conferenza delle regioni. Allora sentiamo alcuni cittadini che si sono vaccinati proprio questa mattina nel nuovo centro di Udine. L'ho già finito, prima e seconda fase. Anche lei ha fatto la? Prima dose, sì. Prima dose. Era una cosa da fare. Ma è andata benissimo, sono stati veloci, io ho prenotato stamattina alle 8:30 e alle 9:35 ero già qua. È passata mezz'ora, mi hanno già vaccinato, non ho sentito niente, quindi sono molto contento. Io ho avuto dei problemi oncologici per cui risulto tra i precoci, non per l'età chiaramente. Io ho fatto il richiamo adesso, cioè la seconda dose, sto più tranquilla adesso. Sì, era un desiderio quello di vaccinarsi per poter essere un attimino più sereni, poter uscire con più tranquillità e anche riabbracciare i nipoti. I nipoti li vede ma non li può abbracciare, adesso con il vaccino potrà, riprendere una vita un pochino più normale. Anche nelle farmacie di Pordenone sono partite questa mattina le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per le persone dai 75 ai 79 anni, ma il sistema informatico è rimasto offline per diverso tempo e molti cittadini sono andati via a mani vuote. I collegamenti sono stati ripristinati in tarda mattinata. Ora vediamo il servizio relativo alle farmacie di Pordenone. È partita anche a Pordenone la prenotazione nelle farmacie per il vaccino anti-Covid, ma molte persone sono rimaste deluse. Il sistema informatico infatti è collassato. I farmacisti non hanno potuto effettuare le prenotazioni e hanno chiesto alla clientela di ritornare. Come mai lei qui in farmacia? Per prenotare un appuntamento per il vaccino per una mia parente. E com'è andato? Il sistema è bloccato e non si sa quando si potrà prenotarlo. Ho telefonato prima al CUP, risultava occupato, poi ho parlato col mio medico e il mio medico di base mi ha consigliato di venire in farmacia. Sono venuta qui in farmacia, infatti ho fatto la richiesta, diciamo che era andata abbastanza bene quando nel momento in cui doveva dare l'ok la rete si è bloccata. Nella tarda mattinata poi i collegamenti informatici sono stati ripristinati e le prenotazioni sono ripartite. Sì, sono riuscito e farò l'AstraZeneca. Ha paura di farlo, visto le notizie dei giorni scorsi? No, sono tranquillo. Ho avuto sempre fiducia nella medicina. Signora, lei è riuscita a prenotarsi? Che vaccino farà e quando lo farà? Non so quale, perché devo compilare questo modulo per vedere in che situazione generale mi trovo. Se c'è qualche allergia, il medico che fa le vaccinazioni decide che tipo di vaccino adoperare. Quando lo farà e dove lo farà? Il 5 di aprile in fiera. È contento di fare il vaccino? Contentissimo, non vedo l'ora, perché mi piace essere libero.
E alle 12 di oggi le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle classi d'età 79-75 anni e per le persone con vulnerabilità ammonta complessivamente a circa 16.695 unità. A darne informazione il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. In particolare dal momento in cui sono state aperte le agende e fino ad ora si sono prenotate 9.673 persone per la fascia d'età 79-75, mentre per le categorie dei vulnerabili il numero di prenotazioni di 7.022 unità. Per noi una grandissima luce, perché finalmente rivediamo la luce. Con queste parole Antonio D'Alfonso, presidente regionale dell'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato, commenta il fatto che venerdì inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid a favore delle persone che hanno subito un trapianto d'organo. Loro sarà somministrato il sirup Pfizer o Moderna. Le liste d'attesa dei trapianti e dei trapiantati inizieranno il giorno 26, che verremo contattati da ognuno dal suo ambulatorio di trapianti, di cui fegato, cuore e reni. Ognuno chiama i suoi pazienti e ci recheremo all'ingresso dell'ospedale, al CUP, vicino al CUP, ci fanno il vaccino. Iniziano, come ripeto, il venerdì dalle 14 alle 18. A voi saranno assegnate le dosi Pfizer o Moderna, non AstraZeneca? Sì, uno dei due, o Moderno o Pfizer, sicuramente quelle lì, perché siamo immunosoppressi, quindi abbiamo dei grossi problemi e quindi l'unico farmaco è quello lì che potremmo fare. Per noi è una grandissima gioia perché rivediamo la luce un'altra volta. Col vaccino spero di stare ancora meglio, ecco. Siamo alla cronaca, l'ex caserma Cavarzerani di Udine è Covid-free da qualche giorno e resta il luogo principale di accoglienza per i migranti provenienti dalla rotta balcanica. Libera da ospiti infatti l'ex caserma Meloni di Tarvisio, mentre la foresteria del Castello di Tricesimo terminerà definitivamente la sua funzione di ospitalità a partire dal 1° maggio. Continuano i rintracci di migranti in provincia di Udine. Si tratta di piccoli gruppi, se non addirittura di singole persone che vengono segnalate in prossimità della ex caserma Cavarzerani nel capoluogo friulano. Un minorenne del Bangladesh di 17 anni è stato rintracciato ieri pomeriggio in via Ronchi dai carabinieri. Avviato a triage e quarantena fiduciaria, è stato accolto in una struttura per under 18. Libera invece da qualche giorno la ex caserma Meloni di Tarvisio, che è arrivata ad accogliere fino a una trentina di migranti. Di recente era stata rilevata la positività in 8 ospiti che sono stati immediatamente allontanati. L'edificio al momento è vuoto, spiega il sindaco Renzo Zanette, seppure rimane sempre nelle disponibilità della prefettura per l'eventuale accoglienza di altri migranti. Sono circa 35 invece i cittadini stranieri provenienti dalla rotta balcanica ancora alloggiati nella cosiddetta Casa degli Esercizi del Castello di Tricesimo. In base a un accordo stipulato con la Curia Udinese, dal 1° maggio prossimo il castello sarà affidato in comodato al comune di Tricesimo. Lo spiega il sindaco Giorgio Baiutti. Non sarà più utilizzato per l'accoglienza dei migranti, sarà sanificato e pensiamo già di organizzare 2 eventi nel giardino esterno per quest'estate. Terminata infine la zona rossa, la ex caserma Cavarzerani di Udine. Dopo la chiusura del centro di Castellerio, l'hotspot di via Cividale nel capoluogo friulano resterà quindi il principale luogo per l'accoglienza dei migranti. L'amministratore delegato di Eurotech, Roberto Siagri, ha rassegnato le dimissioni con efficacia immediata. L'annuncio perentorio ha già messo in atto il CDA della società di Amaro, azienda specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di computer miniaturizzati e di computer a elevate prestazioni. È stato già avviato l'iter per individuare in tempi ristretti un nuovo amministratore delegato da nominare per cooptazione, attribuendo ad interim le necessarie deleghe per la gestione della società al presidente Patrizio Mapelli. Dovrà scontare la pena di 2 mesi di detenzione domiciliare per detenzione e porto illegale di armi. Un 51enne di Udine è stato arrestato ieri dai carabinieri che hanno dato esecuzione al provvedimento per espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare in ottemperanza a un ordine emesso il 22 marzo scorso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Asti. Mai una laguna così in secca come quest'anno a Marano, natanti arenati, fuggi di diportisti che abbandonano il posto barca, e anche la cantieristica navale locale ne risente, al pari di turismo e pesca, tutto a causa dei canali che non vengono dragati dal 2015.
Allarme ancora una volta per la laguna in secca a Marano. Se è vero che tra fine febbraio e fine marzo ogni anno si registra per ragioni climatiche un forte picco di bassa marea, nel 2021 il fenomeno risulta ancora più accentuato, in particolare a Porto Maran, 500 i posti barca, dove c'è un vero e proprio fuggi-fuggi di clienti, alcuni dei quali hanno annullato il contratto o si sono rifiutati di pagare l'ormeggio. Il motivo è l'impossibilità di muovere i natanti, molti dei quali sono di fatto appoggiati sulla sabbia. Un problema che si trascina ormai da anni e che è diventato critico, dice il sindaco Mauro Popesso, compromettendo l'economia tutta di un paese che si basa sull'acqua. Le cause sono i mancati dragaggi dei canali che non vengono eseguiti dal 2015, sebbene la regione abbia messo a disposizione 2,6 milioni di euro. Gli intoppi si susseguono a danni di pescatori, degli operatori turistici e dei cantieri navali. Lo conferma Igor Regeni, presidente del Consorzio Nautico di Marano. Abbiamo dovuto rinunciare alla barca a vela, spiega, perché hanno un pescaggio maggiore rispetto ai natanti più piccoli, ma i mezzi leggeri cominciano ad avere problemi, costringendoci a cercare soluzioni sempre diverse per rimanere a galla. La laguna si sta appiattendo, entra nel dettaglio il sindaco. Non c'è più ricambio d'acqua, che penalizza fortemente la vita animale e vegetale di questo delicato ecosistema. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Voi la Linea, con diversi collegamenti dal territorio, e dunque l'informazione poi ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.